Buongiorno a tutti gli amici di Passione Dolomiti, sono Sara e oggi vi porterò con me alla scoperta di due piccoli paeselli, due frazioni del comune di Pieve di Livinalongo, Colaz e Larsonei, ai quali sono particolarmente legata in quanto io sono per metà ampezzana, per metà fodoma. Vi porterò in due luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e dove l'aria profuma ancora di tradizione. Seguitemi perché vi farò vedere delle cose veramente molto interessanti. Questa vicino di Passione Dolomiti è la casiera, che è stata costruita nel 1921 e in questo luogo nel periodo estivo all'interno di tinozze di rame veniva bollita la biancheria e veniva lavata. Nel periodo invernale invece venivano affumicati i vari salumi. Seguitemi. Eccoci all'interno della casiera. Guardate che luogo incredibile. C'è un profumo di affumicato, di speck, incredibile. Qui venivano appesi i salumi, qui in alto, mentre in queste due tinozze di rame veniva fatto fuoco al di sotto e quando l'acqua bolliva si lavavano i tessuti, le varie biancherie di lino. Laggiù in fondo potete vedere il comune di Pieve di Livinalongo, il Piz Boè e qui sopra abbiamo il Col di Lana. Amici di Passione Dolomiti, in questo momento mi trovo a Larsonei, sono a quota 1577 metri e questa è una frazione del comune di Pieve di Livinalongo. Questa frazione qui, fino a circa 15 anni fa, era l'unica in Italia che si autogestiva. Riusciva praticamente a sostenersi tramite i ricavi di tagli boschivi. Alle mie spalle abbiamo la chiesa di San Silvestro, che in questo momento viene utilizzata solo durante il 31 dicembre, quindi il giorno di San Silvestro. Una volta qui vivevano circa 15 famiglie, al momento ci sono 12-13 abitanti, il numero non lo so con precisione. All'interno della chiesa abbiamo la canonica dove viveva il prete e fino agli anni 60 qui avevano anche la scuola che al momento non c'è più. Ora vi porto a fare un giro nel paese, vi faccio vedere la chiesa, vi faccio vedere i cavià dei miei nonni e vi farò vedere delle curiosità e delle cose che sicuramente molti di voi non hanno mai visto. Seguitemi. Ora vi faccio vedere quanto è bella la chiesetta di San Silvestro. Siamo all'interno di uno dei fienili che apparteneva ai miei nonni, uno dei più grandi di Larsonei. Guardate che meraviglia! Al suo interno abbiamo all'incirca 15 mangiatoie, loro avevano più o meno 15 capi di bestiami, avevano un toro da monta e un cavallo. Guardate che bello che è anche il volto, è antichissima questa stalla, guardate che meraviglia! Adesso vi faccio vedere cosa si nasconde all'interno di questo magnifico fienile. Ci sono delle cose veramente incredibili che non vedo l'ora di farvi vedere. Seguitemi. Questa era la macchina che una volta veniva utilizzata per battere l'orzo. Adesso vi faccio vedere un pezzo unico. Questo è il mulino a vento, guardate,
all'interno qui veniva messo tutto quello che era il grano, roteando la maniglia. Da questa parte uscivano tutti gli scarti, qui usciva la parte un po' più cattiva, diciamo, del grano, e qui invece si raccoglieva tutto quello che poi veniva utilizzato dopo per essere lavorato. E questo è il magnifico attico del Tabià. Questa è una macchina che veniva utilizzata per tagliare il fieno. Questi invece sono i carri che venivano utilizzati per il trasporto delle merci con i cavalli. Adesso vi porto a vedere il secondo Tabià, sempre dei miei nonni, dove al suo interno c'è un mulino con il quale lavoravano il grano per trarre la farina. Seguitemi. Ecco il mulino. Ora vi faccio vedere il mulino che funziona in questo momento con un motore elettrico. Una volta invece era spostato a valle e funzionava con l'acqua. È meraviglioso. Qui veniva messo l'orzo che poi veniva macinato qui. Bene, direi che per oggi abbiamo finito. Io dall'Arzonei vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ho cercato di farvi vedere delle cose che non si trovano più, delle tradizioni che è giusto tramandare, che è giusto far conoscere, e vi saluto con un bellissimo Piz Boè alle mie spalle. Alla prossima!